C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo centro anch'io, bentrovati, vi raccontiamo oggi un breve tratto di strada del nostro centro storico, via Padre Giulio Bevilacqua, che inizia in piazza Paolo VI e si conclude in via 10 Giornate. Chi è Padre Giulio Bevilacqua? È stato un arcivescovo e cardinale, nato nel 1881, nel 1908 fu ordinato sacerdote della Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri. Ricevette l'ordinazione episcopale nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Brescia. Nel concistoro del 1965 Papa Paolo VI lo creò cardinale, restò parroco anche dopo la creazione a cardinale, divenendo così il primo cardinale parroco della Chiesa Cattolica. Morì a Brescia nella sua parrocchia di via Chiusure il 6 maggio 1965 all'età di 83 anni. È sepolto nella cripta della chiesa di Santa Maria della Pace in Brescia. Cambia il suonadur, ma la musica l'è sempre chela. Anche Fontana di Trevi l'è sempre chela da tanti anni ed attira tantissimi turisti. C'è Angela di Tivoli a Fontana di Trevi. Stai aspettando l'uomo della tua vita, Angela? No. Stai di ricominciare il lavoro? Senti Angela, qui noi abbiamo dei proverbi, dei modi di dire in bresciano. Tu dalle nostre parti mai sei? Sono venuta una volta a Milano. Vabbè, non siamo distanti a Milano. Allora, cambia i suonadur, ma la musica puoi dirla anche, l'è sempre chela. Prova a ripeterlo. Cambia i suonadur, ma la musica l'è sempre chela. Brava Angela. Cosa hai capito? Allora hai studiato pure il dialetto bresciano a lingue. Ho capito che insomma cambiano i suonatori, ma la musica è sempre quella, quindi. Questo è Angela, vedi che le lingue aiutano. Che significa? Che in poche parole è come c'è anche un altro detto, insomma, che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Hai studiato lingua o matematica? No, matematica no, c'avevo 3, quindi. Sì, però praticamente cercano un po' di intortarti così, ma alla fine è sempre quello, la storia, insomma. Grazie, molto gentile e simpatica, ciao. Ciao, grazie a voi. Claudia da Madrid. Hi. Non conosco lo spagnolo, a malapena l'italiano, figurati. Poi noi qua interroghiamo sul dialetto. Che ci fai a Roma, Claudia? Che fai a Roma? I come to Holiday. visit, yes. Bene Claudia. Friend. Il boyfriend, inquadra un pochetto il boyfriend che è minaccioso, ci guarda da fuori campo. Cambia i suonadur, ma la musica l'è sempre chela, Claudia. Sapresti ripeterlo? Cambia i suonadur, ma la musica le sempre là. Brava, giusto. Cosa hai capito di questo proverbio, di questo detto, di questa frase? Che parole hai capito? Quali? Cambiano i suonatori. I suonatori, ma la musica È sempre quella. le sempre là. Bravissima, sei brava. È romantico, lui deve fare bravo con te. Va bene, grazie Claudia, grazie anche a tutti gli spagnoli che incontriamo qui. Cambiano i suonatori, ma la musica è sempre quella. Insomma, gira e rigira, non cambia molto alla fine. Grazie da Fontana di Trevi, è tutto, alla prossima, ciao. Thank you, bye.